salto in lungo ed ora anche nelle prime posizioni del lancio del peso cadetti. Seconda batteria dei 150. Partiti per questa terza serie le cadette sui 150 metri. E vediamo Alice Concini della Valle di Non e Sole che va a vincere questa terza serie, seguita da Elisa Brusco in corsia 2 italiana con 10 secondi e 26. Intanto siamo partiti per questa quarta serie. Quarta serie che vede Chiara Giordani dell'US Quercia Trentin-Grana andare a vincere con un buon vantaggio su Sara Casagrande. Partita anche a questa quinta serie dei 150 metri piani cadette. Vediamo Sara Rizzardi in corsia 4 che si avvia a vincere, seguita da Matilde Zenatti del Lagarina Cross Team. Cadetti lo faremo fra pochissimo e seguiamo questa sesta serie che vede in corsia 4 Alessia Peretti dell'Atletica Valli di Non e Sole davanti a Sofia Mocca dell'Atletica Trento. Vi ricordo quindi gli atleti partiti in questa settima serie: corsia 1 per Sabrina Bonfanti, corsia 2 per Anna Frenes, corsia 3 per Anita Giacomozzi, corsia 4 per Laura Caveglione, corsia 5 per Giulia Busetti e corsia 6 per Chiara Panizza. Ed è Busetti Giulia che va a vincere questa gara. Cazzaretti del GS Valsugana Trentino, corsia 5 per Chiara Bernardi dell'Atletica Alto Garda Eletro e corsia 6 per Sabrina Os del GS Trilacu. E adesso vediamo in corsia 4 Federica Zanetti e in corsia 1 Giada Bombicin, e va a vincere Federica Zanetti del GS Valsugana Trentino. E fra pochissimo partenza della nona serie dei 150 metri. Partita anche la nona delle 10 batterie dei 150 metri piani cadette. Vediamo Isabella Cari dell'US Quercia Trentin-Grana e Vianessa Piazzola, compagna di squadra, che va a vincere, seguita da Alissa Gabrielli che supera Isabella Cari negli ultimi metri. Quindi vittoria. Partita anche l'ultima batteria dei 150 metri cadette. Vediamo corsia 2 per Irene Gavazza dell'Atletica Trento che percorre gli ultimi metri in testa e va a vincere. Seconda posizione